Sì, grazie. Dunque, su questo tema noi abbiamo anche depositato una mozione, ma visto le novità intercorse nelle ultime settimane, rifaccio un po' qual è la storia, ovvero in settembre sono uscite delle notizie sulla stampa internazionale riguardanti l'ammodernamento dell'arsenale atomico anche presso la base USAF di Aviano. A seguito di queste notizie avevo chiesto in aula conto alla Giunta, alla Presidente, e mi era stato risposto che appunto la sicurezza dei nostri corregionali è argomento di prioritario interesse per questo Governo e sarà cura chiedere immediatamente al Ministro della Difesa un intervento presso il Governo americano per ottenere chiarimenti e rassicurazioni. Successivamente a questa risposta e a questa interrogazione, la Presidente Serracchiani ha incontrato il Ministro e i vertici militari in occasione della visita a novembre del complesso monumentale di Re di Puglia, ha nuovamente incontrato il Ministro Pinotti anche recentemente ai tavoli tematici di questi ultimi giorni presso la Leopolda siciliana, ma cosa più rilevante, ha avuto un incontro con il console generale degli Stati Uniti d'America in marzo, a seguito del quale, riporto anche da comunicato stampa ufficiale, il console ha annunciato l'aumento della presenza americana nella base militare di Aviano, che ritiene strategica per struttura e posizione geografica e che ritiene fondamentale abbia un ruolo sempre più importante. La Presidente a queste affermazioni nel comunicato ufficiale risponde che l'aumento della presenza nella base di Aviano garantisce un impatto economico importante per l'area ed un ulteriore tassello degli ottimi rapporti tra Stati Uniti e Friuli Venezia Giulia. Mi sembra quindi evidente che dopo 6 mesi di prioritario interesse della Presidente per questa questione e visto sempre da precedente risposta che il Consiglio regionale doveva esserne prontamente informato, siamo qui appunto ad ascoltare l'esito di questi chiarimenti. Prego, Assessore Torrenti. Grazie. Allora, consigliere Frattolin, leggo ovviamente la risposta della Presidente. Le rispondo in merito alla IRI 406 da lei presentata, con la quale richiama la sua precedente interrogazione 309 del 15, avente di argomento l'ammodernamento dell'arsenale atomico degli Stati Uniti in Europa, con dislocazione anche presso la base di Aviano di ordigni di ultima generazione. A riguardo mi domanda aggiornamenti in merito all'arsenale atomico presente ad Aviano e chiede quali rassicurazioni abbia fornito il Governo. Come lei giustamente evidenzia, a novembre ho avuto modo di incontrare il Ministro Pinotti in occasione della sua visita al santuario di Re di Puglia, nonché recentemente a marzo il Console generale degli Stati Uniti. In entrambe le occasioni è stato affrontato tra gli altri argomenti anche quelli attenente alla sicurezza dei miei corregionali in relazione alle nuove testate nucleari che, in base a notizie apparse sulla stampa internazionale, sembra siano presenti sul territorio. In quel frangente mi è stato evidenziato l'obbligo di segretezza a cui certe informazioni, proprio in relazione alla sicurezza dei cittadini, devono sottostare, nonché la garanzia che il Ministero della Difesa si mantiene in costante contatto con la base USAF di Aviano. Il Ministro Pinotti mi ha inoltre scritto una nota a febbraio 2016, della quale è particolarmente significativo un passaggio. L'Alleanza Atlantica costituisce un cardine essenziale della sicurezza e difesa dell'Italia e degli interessi nazionali. Unitamente all'ONU e all'Unione Europea rappresenta riferimento delle nostre iniziative in ambito multilaterale, volte al rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza internazionale. Tuttavia, pur mantenendo un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare, la NATO non può agire a discapito della sicurezza e della riservatezza che è indispensabile avere in relazione alla dislocazione, ai quantitativi e alla tipologia degli elementi nucleari di cui dispone. Riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo paese dell'alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene e un onere collettivo che lega collegialmente tutti i paesi alleati. La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli elementi nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati, cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso discende.
Sperando di aver risposto in modo esaustivo alla sua domanda, colgo l'occasione per porgerle i migliori saluti. Grazie. Bene, prego consigliere Fratolin. Beh, innanzitutto mi sembra un passo avanti parlare di possibile dislocamento di testate nucleari in maniera ufficiale e mi auguro appunto che sia verificata la sicurezza di questa eventuale possibile presenza nel nostro territorio, dato che a seguito anche di una relazione della Corte dei Conti sugli appalti secretati dal governo nel 2014 risulta ad esempio che per la base di Ghedi siano state ammodernate tutti i contenitori, gli stoccaggi delle testate, quindi in via anche, diciamo così, indiretta c'è stata una forma di conferma della presenza di questi ordigni. Dunque io mi auguro che, siccome comunque questo ammodernamento è stato nel caso di Ghedi a spese dei contribuenti italiani, perché appunto pagato dal Ministero della Difesa, mi auguro che si ponga molta attenzione a quello che dovesse eventualmente succedere nel caso di un ammodernamento e dei lavori di adeguamento nella base del nostro territorio.